Siamo con Francesco De Tacchi, nell'azienda agricola De Tacchi, nel Gran Tortino padovano, nel comune di Gazzo, tra la provincia di Vicenza e la provincia di Padova, molto vicino a Grumolo della Badesse, territorio storico di produzione di riso. L'azienda agricola De Tacchi unisce antiche tradizioni a tecnica e selezione moderna. Attualmente, seguendo le indicazioni delle antiche carte delle acque della Serenissima, e qui ne vediamo una, sono state ripristinate dopo 100 anni delle vecchie risaie della Repubblica Veneta e ripristinate quindi delle antiche tradizioni. Ci racconti l'azienda oggi? Secondo me una delle cose curiose e interessanti è che questa azienda è riuscita a sopravvivere nel tempo come era qualche centinaio d'anni fa. Quindi è una delle pochissime aziende dove tutta la struttura aziendale si è conservata, quindi dalla parte dei fabbricati ma anche dei terreni. E quindi abbiamo tutta quanta la tradizione, compresa in questo caso particolare quella del riso, però chiaramente adesso le coltivazioni sono fatte con le tecnologie più moderne possibili. La storia dell'azienda agricola De Tacchi parte da lontano, il riso dall'Oriente a Venezia e da Venezia all'entroterra, dai garzadori ai De Tacchi. Può raccontare ai nostri connazionali, corregionali, all'estero, da quando risale questa mappa e cosa rappresenta? Io credo che la Repubblica Serenissima di Venezia sia stata la prima nel mondo a codificare la gestione delle acque, sia a Venezia, quindi il porto e compagnia bella, sia tutti i canali nell'entroterra. E quindi noi qui siamo nella Venezia di terraferma e quindi queste sono le carte sulle quali noi ancora adesso lavoriamo. Naturalmente adesso non usiamo più queste carte fatte a occhio dai periti della Repubblica, però conservano tutta una serie di ricordi, di informazioni che se no sarebbero perse. La vostra zona di produzione è stata riconosciuta da Slow Food come area storica di produzione del vialone nano e dunque tra le varietà di riso e salvaguardia del presidio. Cosa comporta? Bisogna capire cosa la Slow Food intende per presidio di un prodotto alimentare. Il prodotto deve essere di alta qualità, però deve essere coltivato, prodotto in un territorio che abbia una conoscenza storica della coltivazione del prodotto stesso. In questo caso noi siamo presidio del riso vialone nano, che anticamente non si faceva, ma noi qui abbiamo proprio la storicità della coltivazione del riso dalla fine del Cinquecento. Quindi abbiamo la storicità e in più la Slow Food ci riconosce la qualità della produzione del vialone nano di questa zona. Bisogna capire, il riso è una pianta tropicale e quindi non europea, ma poi nel tempo abbiamo creato delle varietà europee, italiane, tra cui quella del vialone nano. Quindi anche se è una pianta tropicale, però queste sono caratteristiche nostre della nostra zona. Ecco. Non è facile da coltivare proprio perché è una varietà delicata e noi abbiamo la fortuna in quest'area di riuscire a produrlo. Altre zone in Italia, nel nord Italia dove si coltiva
il riso è probabilmente prima che nella nostra zona, queste non si riescono a coltivare. Non solo riso, la tradizione culinaria vicentina si basa anche su un altro vostro prodotto. Ci racconti? Allora, diciamo la polenta, il mais, a dire il vero, la tradizione vicentina è per il mais giallo e in modo specifico il maranello. Ma noi come Slow Food siamo anche presidio del mais bianco perla, che è questo mais particolare, particolarmente buono, che quindi produciamo. E adesso, ecco qua, questo qua, adesso io vorrei anche quell'altra per favore, perché questa spiga, perché queste si chiamerebbero spighe e non pannocchie, ecco, queste qua hanno la forma tipica, la migliore insomma, di questa caratteristica di questo mais bianco perla, che visto nella spiga si vede proprio che ha la forma, sembrano delle perline, hanno il colore che è proprio quello, no? Delle perline, ecco, e quindi... Il turismo enogastronomico si unisce alle tradizioni, questo ci porta anche più in generale al turismo delle radici, parlando per i nostri connazionali. E il 25 di aprile è il giorno di San Marco, patrono della città di Venezia, è festa che viene celebrata dalla nostra associazione e anche dalle nostre comunità all'estero. Noi abbiamo raccontato la storia di un piatto specifico in questo libro, ma ci racconti, lei durante la Serenissima era tradizione offrire al Doge un piatto tipico proprio a base di riso. Insomma, c'è poco da dire. Sicuramente il risotto, che non era un risotto ma era una minestra densa del risi e bisi, era una cosa importantissima e doveva essere servito il Doge per primo con questa ricetta che quindi particolarmente interessante e piacevole, insomma, e anche tutto sommato facile produzione, cottura. Sembra che ci fossero gli orti nella laguna lì, no? Dove venivano dei pisellini meravigliosi. Ringrazio Francesco De Tacchi dell'azienda agricola De Tacchi per averci accolto questa mattina. Grazie.